Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Tante le notizie sulle quali vi aggiorneremo quest'oggi, a partire dalla cronaca con l'ennesimo grave incidente che si è verificato a San Polo di Piave, ma c'è anche un'altra notizia di cronaca che arriva da Cornedo Vicentino, dove è andato a fuoco un centro, una struttura che ospita migranti e 16 persone sono state evacuate. Poi ancora le ultime sulla critica situazione che si sta verificando sulla statale Alemagna a causa delle frane e dei dissesti idrogeologici. È iniziato poco fa a San Vito di Cadore un consiglio comunale straordinario proprio per fare il punto di tutte quelle che sono le richieste da parte degli enti locali al governo. E poi ancora il giro di vite sui borseggiatori in centro storico a Venezia. Proprio oggi pomeriggio verrà illustrato il nuovo piano. Questa e tante altre notizie nel corso della nostra prima edizione, ma cominciamo subito con la provincia di Treviso e quanto accaduto la scorsa notte a San Polo di Piave. Ci aggiorna Cristian Arboit con Nicoletta Rizzetto. A te Cristian, buongiorno. Buongiorno Marta, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Questa la traiettoria impazzita, folle, che ha portato l'auto, una Peugeot 206 rossa condotta da una 24enne di origini kosovare, a schiantarsi contro questo muretto, il muretto di questa abitazione, il civico 77. Siamo in via Callarghe a San Polo di Piave, in realtà tra i territori comunali di San Polo di Piave e Cimadolmo. Come vedete lì c'è proprio il cartello che segnala l'inizio del territorio comunale di Cimadolmo, una via molto nota, molto trafficata, teatro in passato di altri gravi incidenti stradali. Come vedete a terra ci sono ancora delle tracce di questo impatto, un impatto fortissimo alle 21 circa di ieri sera. Prima la frenata, così ci hanno raccontato i residenti, poi il botto, lo schianto, un forte boato che è stato udito a decine e decine di metri di distanza, con l'intera via che si è mobilitata e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del SUEM 118 che hanno intubato il giovane, per l'appunto questo 24enne di origini kosovare ma residente a quanto pare qui sul posto, e lo hanno trasportato al Cafoncello di Treviso, dove le sue condizioni sono davvero critiche, è gravissimo, quindi sono ore di angoscia. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco di San Polo di Piave Nicola Fantuzzi. E sindaco, c'è apprensione per le sorti di questo giovane, a quanto pare è proprio un residente di San Polo di Piave, lei sta facendo delle verifiche. Sì, esatto, buongiorno a tutti. Purtroppo il ragazzo sembrerebbe che sia un ragazzo della zona e quindi ancora una volta nelle nostre strade un giovane sta lottando tra la vita e la morte. Il caso di ieri sera purtroppo è stato un incidente, dettato probabilmente anche dalle condizioni meteo. Ieri sera c'era pioggia, la strada era molto viscida, molto scivolosa e la velocità sicuramente non è stata, diciamo, adeguata per percorrere questa curva che immette appunto nel comune di Cimadolmo. Soltanto 10 giorni fa qui in via Callarghe c'era stato un altro incidente con un risvolto molto particolare, un giovane marocchino finito fuori strada che poi era stato soccorso da una donna contro cui si è scagliato, una vicenda che aveva fatto scalpore, ma anche in quel caso c'era la forte velocità alla base di quell'incidente. Sì, purtroppo questa via non è nuova a questi tipi di incidente. Ci troviamo appunto a distanza di 10 giorni a doverne commentare un altro, sempre una fuoriuscita autonoma come era stata quella. Purtroppo questa è una strada di collegamento tra i due comuni di San Polo e di Cimadolmo e è una strada dichiarata extraurbana, quindi con limite di velocità di 70 all'ora.
la quale non possono essere installati autovelox. Esatto, non c'è la possibilità di mettere dispositivi di controllo della velocità elettronici data dal decreto Minniti ancora nel 2014, mi sembra 2014-2016, e non essendo in centro urbano, in centro abitato, non è possibile chiedere la deroga in prefettura. L'unica maniera per intervenire in queste tipologie di strade per la messa in sicurezza è riuscire a spezzare i rettilini con interventi di messa in sicurezza delle intersezioni. Fatalità, noi nel 2021 abbiamo proprio studiato un progetto che su questa curva qui, su questa intersezione, prevede una rotatoria per poi creare una piccola bretella di collegamento con la zona industriale di Cimadolmo, e se ci fosse stata sicuramente la velocità sarebbe stata ridotta e non si sarebbe verificato questo terribile incidente. Resta il fatto che non si possono installare autovelox. Questa è un'estate in cui si stanno registrando tantissimi incidenti proprio causati dall'alta velocità, ma gli autovelox sono praticamente sospesi, c'è un braccio di ferro in corso. Sì, sono inutilizzabili e sento molti colleghi appunto che gridano un po' aiuto perché non abbiamo sostanzialmente armi con cui andare a contrastare la velocità sulle strade. Questo è un tema purtroppo che va sempre peggiorando, perché sia che riguardi le automobili sia che riguardi le motociclette siamo costretti sostanzialmente a fare delle pattuglie di verifica o comunque di cercare di prevenire il problema, però non è efficace come poter avere un dispositivo elettronico di controllo della velocità. Ecco, lei parla di armi spuntate, utilizza questo termine contro quella che è una guerra, la guerra all'alta velocità che sta mietendo vittime e causando molti feriti. Sì, lì purtroppo bisogna fare innanzitutto un richiamo al senso di responsabilità di chiunque si metta alla guida, sia che sia di un'automobile che sia di una motocicletta, ma davvero chi frequenta la strada deve davvero prestare molta attenzione, soprattutto in serate come quella di ieri, dove appunto la pioggia rende l'asfalto più scivoloso e quindi bisogna avere ancora maggiore attenzione. Quindi in definitiva voi chiedete risposta al Ministero, il Ministero in autunno ha detto che metterà mano al nodo, però potrebbe essere già tardi, quindi si sente di lanciare un appello diretto al Ministro Salvini che ha in mano la delega e il nodo. Sicuramente ogni giorno che passa è un giorno di ritardo, le vittime ci sono costanti, bisogna dare la possibilità a noi che presidiamo il territorio in prima linea di fare la giusta prevenzione e di avere i giusti strumenti per controllare, che sia una normativa che vada a sistemare l'autovelo, che sia un'altra questione, ma ci vuole chiarezza e noi dobbiamo essere consci di quello che possiamo fare e di come possiamo aiutare le persone. Grazie Sindaco Nicola Fantuzzi. Io Marta ti lascio con questa immagine, quel muretto e quella rete sfondata, un altro incidente che si è registrato poco tempo fa sempre qui in via Callarghe tra San Polo di Piave e Cimadolmo. Per il momento è tutto, ringrazio nuovamente il Sindaco Fantuzzi. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit e continuiamo a parlare di viabilità, questa volta in montagna, perché abbiamo in collegamento la nostra Tiziana Bolognani da San Vito di Cadore, dove è in corso il Consiglio provinciale dedicato proprio alle problematiche della statale 51 di Alemagna dopo le frane e gli smottamenti dell'ultimo periodo. A te Tiziana, buongiorno. Sì, Marta, buongiorno dal municipio di San Vito di Cadore. Oggi per salire a San Vito di Cadore da Belluno il tempo di percorrenza della strada è stato superiore all'ora e mezza e poi immaginatevi in queste giornate di grandi cantieri e di grande incertezza causati anche dalla possibilità o meno che la 51 di Alemagna a San Vito di Cadore venga chiusa per motivi, per ragioni di sicurezza, insomma è un problema, un grandissimo problema. Lo ha sollevato anche poco fa il sindaco di San Vito di Cadore proprio in apertura del Consiglio provinciale. È come dire una tradizione che il Consiglio sia anche itinerante, ma mai come in questo momento era importante che il Consiglio provinciale fosse qui a San
San Vito per testimoniare anche la vicinanza a una comunità che davvero sta patendo le pene dell'inferno. È troppo, Sindaco, però ci pare di capire, anche alla luce di quanto abbiamo letto, della lettera che hanno scritto i pendolari, che davvero questa è un'emergenza, una tragedia. Tenete conto, grazie, tenete conto che questa strada qua va già in sofferenza quando è aperta normalmente, con i cantieri che la stanno ammodernando, e di questo dobbiamo ringraziare ANAS, che ha avuto veramente un momento di sensibilità nei nostri confronti, credo anche in prospettiva delle Olimpiadi, ma soprattutto pensando di chiudere la 51 Alemagna tra San Vito e Cortina nel mese di luglio e nel mese di agosto, questa sta diventando veramente un dramma. E non sto parlando solo per quanto riguarda le Olimpiadi, che devono essere rifornite, che devono essere allestite, ma sto parlando proprio delle persone che si muovono continuamente nella valle, proprio perché abbiamo capito in questi giorni che la valle è completamente connessa, c'è gente che lavora a Cortina e risiede a Pieve di Cadore e normalmente è pendolare. Quindi su questa connessione, sul mantenimento di questa connessione provinciale, voi vi battete assieme naturalmente al Comune di Cortina, Sindaco De Bon, ma le richieste vengono fatte a tutti i livelli, alla provincia naturalmente, che fa quel che può rispetto alle proprie competenze e anche alla capacità di risorse. Abbiamo sentito, e all'ordine del giorno ci sono davvero un discreto numero di argomenti che intaccano le risorse del bilancio in via d'emergenza, proprio per Cancia prima e San Vito oggi, senza contare quelle situazioni che sono oramai d'emergenza ma diventate più o meno strutturali nella fase nella questione che riguardano i dissesti idrogeologici. Sindaco, la provincia ha sottoscritto, inviato una lettera ieri perché in questo momento le grandi istituzioni, le istituzioni primarie di questo Paese, dal governo in giù, si mettano una mano sulla coscienza e decidano innanzitutto di dichiarare lo stato di emergenza, che significherebbe devolvere, dare risorse, stanziamenti concreti a questa area della montagna bellunese. Sì, ringrazio il Presidente Padrini di questa iniziativa. Su 9.000 frane che sono gestite nel Veneto, 6.000 sono in provincia di Belluno, quindi questo è proprio il certificato dello stato delle cose. Noi abbiamo una provincia interamente montana che è interessata da certi fenomeni e che devono essere seguiti puntualmente, insomma, no? E credo che un sistema possa essere quello che ha chiesto il Presidente Padrini. Precedentemente a nostre iniziative alcuni lungimiranti amministratori avevano chiesto la specificità alla provincia di Belluno, che si inserisce appunto con il 20% del territorio e con 200.000 persone residenti, in un contesto invece in cui il resto del territorio è sostanzialmente pianeggiante e vede 4.800.000 persone residere fuori. Quindi questo è un tema proprio di valorizzazione di questo territorio, che serve, credo, in buona parte anche al resto della regione, per le caratteristiche, insomma, no, turistiche, ricreative e per i beni ecosistemici che può dare al resto dei Veneti, al resto dell'Italia, ma che ha bisogno, come ha detto giustamente lei prima, di quelle cure particolari, di quelle attenzioni e di quella manutenzione delle strutture del territorio che consentano di arrivarci, perché senza di queste, voglio dire, siamo veramente in difficoltà. Ringrazio il sindaco di San Vito di Cadore, Franco De Bon. Questa sera tutti i dettagli relativi sia alle conclusioni del Consiglio provinciale, ma anche alle questioni che riguardano la viabilità, questo viaggio della speranza che è toccato e toccherà chiaramente anche ai consiglieri provinciali delegati al Presidente della provincia, non solo all'andata ma anche per tornare in, chiamiamola così, in pianura, e sarà probabilmente anche peggio. Marta, da San Vito è tutto, a te. Grazie a Tiziana Bolognani con il sindaco di San Vito di Cadore e la collaborazione tecnica di Stefano Bozzi. Per questo collegamento ci spostiamo ora nel Vicentino, a Cornedo Vicentino, per parlare dell'incendio divampato in una struttura che ospita i migranti. Ci aggiorna in diretta Daniele Garbin. Buongiorno.
Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo a Cornedo Vicentino in via Garibaldi, quella alle nostre spalle è una palazzina all'interno di questa borgata su 3 piani che è stato teatro dell'incendio di questa mattina, si è sviluppato poco prima delle 7 e ha interessato soprattutto la parte terminale del tetto. Diciamo subito che le fiamme e il fumo hanno preoccupato un po' tutta la comunità, vero? Con me l'assessore Sabina Cerri, buongiorno. Buongiorno. Assessora sociale che si è occupata di come aveva accennato un attimo fa, questa struttura occupa una cooperativa che ospita dei migranti. Sì. Ecco, diciamo subito allora, sono 3 appartamenti, 2 dei 3 sono occupati da dei migranti tramite la prefettura di Vicenza. Gli appartamenti sono stati completamente ristrutturati, quindi gli impianti erano a norma, le caldaie erano nuove, perciò si presume che sia qualcosa successo nel piano del solaio, praticamente dell'ultimo piano soffitta. Comunque i ragazzi stanno bene, non c'è nessun problema di salute per nessuno, e anche per la famiglia di ucraini che abitava nel terzo appartamento. Sono tutti ovviamente sloggiati e adesso stiamo cercando di sistemarli. Diciamo subito che la paura, però lo spavento è stato tanto, no? Certo. I residenti vicino hanno segnalato questo fumo denso che si è sollevato dal tetto, le fiamme alte, anche qualcuno ci parlava di un cavo elettrico che correva, attraversava la strada. Bravi i vigili del fuoco che cosa hanno fatto? Sono intervenuti tempestivamente, hanno spento l'incendio e stanno mettendo in sicurezza l'immobile, perché ovviamente adesso il tetto è compromesso completamente, le travi sono carbonizzate e gli impianti sono completamente da rivedere, e ovviamente il fabbricato verrà reso inagibile dall'ufficio tecnico fin tanto che non verranno fatti i lavori di messa in sicurezza dell'immobile. Ecco, a proposito di questo, noi abbiamo proprio intervistato poco fa dei residenti, soprattutto dei proprietari dell'immobile, che sono venuti proprio per accertarsi della situazione. Sentite cosa ci hanno detto. Sedici persone erano dentro e adesso non vai. Qui è il problema. Mi dispiace perché lavoro, non so se hanno un lavoro, se pagano affitto e tutto, tante robe. E purtroppo disgrazia capita. Che qua in centro era mai successo in tempi recenti? No, così no. Era preoccupata che si fosse esteso l'incendio? Certo, per fortuna non c'è stato danno a nessuna persona. È stato solo il sottotetto tutto incendiato e c'erano probabilmente hanno aiutato anche quello, dei vecchi mobili, dei materassi magari, però non si sa ancora la causa. Bravi i vigili del fuoco a contenere le dimensioni? Certo, sì, perché la signora che ha detto che aveva cominciato a vedere qualcosa. E sono presto uscite e poi ha cercato di diffondere la voce anche ai vicini, anche le case vicine che sono nuove hanno dovuto un po' abbandonare certe stanze perché c'era il fumo, erano un po' inagibili. Cioè, più che le fiamme il fumo alla fine? Sì, ma le fiamme hanno detto hanno superato di tanto anche il tetto adesso è scoperchiato assolutamente. Adesso dobbiamo provvedere per fare il tetto, altrimenti non... Ecco. Stamattina mia sorella mi ha mandato un messaggio, mi ha chiamato veramente e me l'ha detto e allora mi sono un po' allarmata. Adesso è una preoccupazione da sistemare. Sì, no, senz'altro. E a proposito della sistemazione, adesso il problema che resta sul tappeto si sta proprio prodigando, alle spalle del collega, se si gira, sono alcuni delle persone che sono uscite poco fa, abbiamo proprio registrato con le valigie quello che sono riusciti a portare via. Si tratta adesso di dare un tetto intanto, vero? Sì, i ragazzi sono stati presi in carico dalla prefettura perché sono ospiti loro, quindi sono stati alloggiati presso altre cooperative della provincia, mentre i 2 signori residenti a Cornedo di origini ucraine sono stati presi in carico da noi. Abbiamo trovato una sistemazione tramite la parrocchia, vediamo adesso di sistemarli definitivamente. Ecco, per tornare qui sarà lunga perché adesso lì si tratta di ristrutturare? Penso di sì, nel senso che il tetto è completamente andato, le travi sono carbonizzate, quindi ci sarà da rifare la copertura, immagino verificare gli impianti perché sì, giustamente bisogna che sia a norma adesso il fabbricato. Tanto la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie, altrettanto, arrivederci. Ecco, da Cornedo per il momento è tutto, restituisco la linea.
Grazie a Daniele Garbin con Cristian Roque Allende per questo collegamento da Cornedo Vicentino. Noi torniamo in provincia di Treviso con la cronaca perché c'è stato un altro grave incidente stradale accaduto ieri pomeriggio a Montebelluna, alle porte della città. 37enne è caduto con la bici elettrica in via Spellanzani. Sono in corso indagini per capire se sia coinvolto il muletto di un'azienda posto sotto sequestro assieme alla bicicletta. Sentiamo. Sono da poco passate le 15 in via Spellanzani a Montebelluna, collaterale di via Caltrevisana, quando si leva in volo l'elicottero del SUEM 118, a bordo un uomo di 37 anni di origini nigeriane. È gravissimo, lo stanno portando al Cafoncello di Treviso. A terra la sua bici elettrica, chiazze di sangue e poco distante il muletto di un'azienda, questione di pochissimi metri. Una scena questa che viene subito circoscritta dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto. Si deve capire se vi sia stata una collisione, per questo si cominciano a sentire dei possibili testimoni. Quello che è certo è che l'uomo si stava dirigendo al lavoro in una fabbrica sulla Feltrina, in sella alla propria bici, quando improvvisamente è caduto. In via Spellanzani arrivano anche la sorella e il cognato di Lesta, questo è il nome del 37enne. Io ho visto un'altra cosa là, c'è muletto, c'è camion, c'è bicicletta. E bicicletta è proprio rotto. Non può essere caduto, è che bicicletta è rotto proprio. Io chiedo, c'è telecamera, questa fabbrica mi ha detto sì, c'è camera, tutte le camere funzionano. Quindi tu vuoi capire cosa è successo al tuo amico? Io vuoi capire cosa è successo. Pensa sì, perché c'è muletto vicino alla bici. Io penso sì. E proprio dalle telecamere installate potrebbe arrivare una risposta sia sulla velocità tenuta dalla bici elettrica, sia sul possibile coinvolgimento di terzi. Non si può nemmeno escludere che il 37enne abbia frenato proprio per evitare l'impatto. Le indagini della locale sono in corso. E due agenti della polizia ferroviaria intervenuti per identificare uno straniero senza biglietto nel treno sono stati aggrediti. È accaduto in stazione a Padova. Due agenti della Polfer sono rimasti feriti in stazione a Padova mentre cercavano di identificare un 33enne gambiano che si era rifiutato di fornire le generalità al capotreno che l'aveva sorpreso senza biglietto a bordo di un treno regionale proveniente da Venezia e Santa Lucia. Quando i poliziotti sono intervenuti per il controllo, lo straniero, che aveva un precedente per violenza privata, ha dato in escandescenza ed è stato denunciato. Una volta rilasciato, il 33enne ha iniziato a protestare scendendo pericolosamente sui binari. Alcuni viaggiatori, vedendo la scena, hanno nuovamente allertato gli agenti della polizia ferroviaria che sono intervenuti venendo aggrediti dall'uomo. I due poliziotti sono finiti in ospedale con numerose contusioni. Il 33enne gambiano è stato denunciato e munito di ordine di allontanamento dalla stazione. Sono state avviate anche le procedure per il foglio di via da Padova. Sull'aggressione ai poliziotti è intervenuto anche il sindacato FSP Veneto, che chiede un impegno serio e strutturale per affrontare la questione della sicurezza del personale di polizia. Servono risorse, formazione, mezzi idonei e un quadro normativo che supporti chi ogni giorno garantisce la sicurezza di tutti, ha scritto in una nota il sindacato di polizia. Grande impressione nella comunità di Guia di Valdobbiadene per la morte di Emanuele Spada, il 55enne viticoltore travolto sabato sera dall'escavatore che stava manovrando per sotterrare la carcassa di un animale, probabilmente un cinghiale. Sarebbe con tutta probabilità questa carcassa di animale, presumibilmente un cinghiale, ad aver causato la morte di Emanuele Spada, 55enne viticoltore delle Colline Unesco. Sulla dinamica dell'accaduto stanno operando i tecnici dello Spisal per quello che tecnicamente sarebbe stato un incidente sul lavoro. L'uomo verso le 19 di sabato sarebbe salito tra le sue vigne lungo la strada Torte nella zona più alta a nord di Guia. Poi si sarebbe messo alla guida del suo escavatore, normalmente utilizzato per la manutenzione dei ciglioni, e si sarebbe recato in questo punto a ridosso della boscaglia per scavare questa buca. Infine avrebbe legato la carcassa alla benna per calarla all'interno del foro, ma il peso dell'animale avrebbe sbilanciato il mezzo, che è precipitato lungo la riva dopo essere scivolato sul fondo del viottolo reso viscido dalla pioggia.
L'uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il posto guida e una ceppaia e nulla ha potuto fare la barra proteggi ribaltamento finita tra i rami. Così Emanuele Spada è rimasto per tutta la notte di sabato e gran parte della giornata di domenica, fino a quando la sorella Maricla, non vedendolo rientrare nella casa di famiglia ai confini di Guia e non riuscendo a contattarlo al telefono, verso le 18 si è recata fin quassù scoprendo la tragedia. Subito sul posto si sono recati i pompieri con i sanitari del SUEM che hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Emanuele Spada viene ricordato così da chi l'ha conosciuto. Una persona che faceva parte della compagnia, sai, una volta le compagnie si ritrovavano tutte insieme, andavano in giro a far festa, molto spiritoso, tranquillo e dopo non si sa, negli ultimi anni lo frequentavano molto meno, si era un po' forse rinchiuso nel suo mondo e quindi lo vedevamo poco insomma qui a girare. Una vicenda che ripropone il tema della fauna selvatica sulle rive, in particolare i cinghiali che sono in costante espansione, creano non pochi danni non solo alla produzione del prosecco ma anche alla stessa stabilità dei terrazzamenti. Veramente mi dispiace perché un ragazzo di 55 anni non poteva morire così. Ne approfitto per fare le condoglianze alla famiglia e un forte abbraccio. La vicenda di Emanuele Spada sta colpendo profondamente i viticoltori delle colline UNESCO, perché è l'ennesima vittima di un territorio bello, fragile ma estremamente insidioso, anche per l'azione degli animali selvatici, in particolare cinghiali, sottolinea Francesco Drusian, uno dei maggiori produttori della DOCG e veterano della coltivazione sulle rive estreme. Il cinghiale praticamente è come una fresa, cioè dove passa fa un disastro, sollevano tutte le zolle di terra e questo è un danno veramente importante per i viticoltori. Praticamente la terra è come fosse stata arata perché è soffice, non scola più, di conseguenza crea delle pozzanghere oppure delle sacche di acqua. Queste qua una volta che si appesantiscono partono e creano le famose lavine o frane. Ecco allora la presenza sulle rive estreme dei piccoli escavatori come quello di Emanuele Spada, ma anche la battaglia continua con la fauna selvatica pesante, in particolare cervi e cinghiali, che sul fondo ai confini del bosco vanno spesso ad abbeverarsi, a mangiare l'uva e a smuovere il terreno che diventa pericoloso. Ed è probabilmente lì che Emanuele Spada avrà trovato l'animale morto, pensando che l'unica soluzione fosse interrarne la carcassa. Si può morire per un cinghiale? No, questo non dovrebbe succedere, però capisco anche le persone che fanno fatica, lavorano un anno per portare a casa il raccolto. Mi appello un po' alle istituzioni che dovrebbero fare una selezione molto ma molto più incisiva di quella che stanno facendo, altrimenti sulle zone adiacenti ai boschi questi ne fanno di cotte e di crude, cioè non basta battere 50-60 capi, io vorrei dire che bisognerebbe abbatterne almeno 1000 per quelli che abbiamo qua, anche perché come tutti sanno il cinghiale quando partorisce ne fa 10, 11, 9, questa è per cui in un anno si triplicano quelli che sono già esistenti. E ancora cronaca dal Trevigiano, furto in azienda sventato dai carabinieri che inseguono una banda di criminali, un 23enne braccato li picchia, è stato rimesso in libertà dopo poche ore. I militari sono stati allertati da un residente, è accaduto a Castelminio di Resana. Abbiamo sentito i cani abbaiare e poi ho sentito dei rumori non normali e poi abbiamo chiamato il proprietario che ha contattato i carabinieri. È stato un residente della zona a lanciare l'allarme segnalando movimenti e rumori sospetti provenienti dalla vicina azienda Pivato. Siamo a Castelminio di Resana, nel cuore della notte tra sabato e domenica, a entrare in azione una banda di delinquenti che stava tentando di depredare un ingente quantitativo di cavi elettrici in rame. Io non mi sono mosso da casa per proteggere la mia famiglia, insomma, perché non si sa mai qua come... Perché poi quando capitano queste robe uno magari sta dentro anche preoccupato. Non si sa mai perché qua ormai è un po' tutto un casino. L'arrivo immediato dei carabinieri sorprende i ladri che si danno alla fuga, prima in auto, poi vedendosi braccati a piedi. Sono in 4, ma uno di loro viene bloccato. Si tratta di un 23enne kosovaro residente a Milano che tenta di divincolarsi prendendo i militari a calci e pugni. Scatta l'arresto per tentato furto in concorso, resistenza pubblica ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Con sé ha un taglierino e 2 telefoni cellulari.
Lo stato di fermo dura però il tempo di un amen. Effettuate le formalità di rito, il 23enne viene subito rimesso in libertà trattandosi di soggetto incensurato. La notizia viene accolta anche a Castelmigno con una certa rassegnazione. Allora, avanti così. L'Italia è così purtroppo. Dalla testa puzza il pesce, nel senso che dall'alto bisogna dare esempio, anche per dimostrare ai più piccoli come comportarsi. Troppi furti però, gente che è sbandata, gente che combina di tutto. Siamo veneti noi qua. La Guardia di Finanza scopre fatture false per oltre 50 milioni di euro, 14 i cinesi indagati tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, in particolare in quello che viene definito il triangolo della sedia. I del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, nell'ambito dell'operazione Carta Bianca, hanno denunciato 14 cittadini cinesi perché emettevano e utilizzavano fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro, un importo al quale corrisponde un'IVA evasa di 11 milioni di euro. Le persone denunciate operavano attraverso 6 imprese cartiere appositamente costituite e intestate a meri prestanome nullatenenti, dislocate sull'intero territorio nazionale. Le indagini sono state sviluppate dopo l'analisi di più segnalazioni di operazioni sospette provenienti in particolare dall'area del Manzanese. L'indagine però ha poi valicato i confini regionali. Dopo alcuni accertamenti sono state inoltrate all'autorità giudiziaria di Torino, Milano, Firenze, Lecco, Treviso e Roma specifiche comunicazioni di notizia di reato a carico dei referenti delle imprese cartiere rilevate, nonché apposite segnalazioni per la ripresa ai fini fiscali delle imposte evase da oltre 109 utilizzatori delle false fatture, con conseguente aggressione dei rispettivi patrimoni. Il GIP di Udine ha emesso 2 distinti provvedimenti di sequestro preventivo per complessivi 975.000 euro nei confronti di 4 persone a vario titolo, amministratori di diritto e di fatto di 3 imprese esercenti l'attività di laboratorio di tappezzeria nel distretto industriale della Sedia, permettendo il sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore di oltre 600.000 euro. Il rinnovo del contratto della sanità pubblica davanti alla sede dell'USL di Padova. Questa mattina la protesta dei lavoratori di CGIL, CISL e UIL. Per noi c'era Chiara Gaiani, sentiamo. Siamo davanti alla sede dell'ULSS, sai, dove è in corso un flash mob da parte dei lavoratori della sanità pubblica che protestano contro la preintesa siglata per il rinnovo di un contratto fermo ormai dal 2022. Scusate, con me ve lo presento Marica Damiani, segretaria provinciale della funzione pubblica della CGIL. Ringraziamo anche Nada Silva, che è la segretaria provinciale della UIL FPL. Marica Damiani, una preintesa che non vi soddisfa, inflazione al 17%, una proposta di aumento che non arriva neanche al 6%. Esattamente, noi abbiamo chiesto di rivedere questa parte economica perché riteniamo che per la prima volta il segno dell'inflazione era a -10, mentre nelle volte precedenti l'inflazione è sempre stata ampiamente recuperata. In questa situazione non si pretendeva di arrivare certo al 16,5, ma sicuramente non rimanere fermi al 5,78 come poi è stato siglato. Ecco, ovviamente una protesta che si estende a tutta Italia. Noi qui siamo davanti alla sede dell'ULSS di Padova. Non solo la parte, diciamo, economica non vi soddisfa, Nada Silvia, ma anche per esempio la mancanza di figure che avrebbero dovuto essere inserite come quella dell'autista soccorritore. Sì, esattamente. Noi protestiamo che questa preintesa preveda l'inquadramento dell'autista soccorritore soltanto come assistente tecnico. Noi avremmo preferito, ed era partita come piattaforma unitaria, la figura e quindi il profilo di autista soccorritore che ci avrebbe permesso di valorizzare la professione con delle indennità specifiche. Oltre che è molto contestata anche l'introduzione dell'assistente infermiere, perché non si va a colmare la carenza della professione infermieristica, si va a creare, a nostro avviso, soltanto
soltanto confusione e ribasso quindi della qualità dell'assistenza rivolta al cittadino, perché poi la sanità pubblica si basa su una qualità di assistenza a ribasso e secondo noi questo non può funzionare. Era giusto valorizzare chi c'è, quindi valorizzare l'infermiere che oggi è già presente nelle nostre corsie e l'operatore sociosanitario, non tornare indietro, e quindi una figura come quella dell'infermiere generico che c'era fino a 20 anni fa. Ecco, ricordiamo che gli stipendi italiani sono tra i più bassi d'Europa. Assolutamente sì, e dopo una condizione come dire storica come quella della pandemia da Covid, speravamo e pensavamo che fosse arrivato il momento di dare valorizzare questo personale che tanto si è speso e tanto come dire ha lavorato per la salute dei cittadini, e quindi questa era l'occasione per rappresentare finalmente plasticamente, cioè dare vita a quello che noi consideravamo gli eroi. Non volevamo eroi, volevamo persone che a fronte della loro professionalità e della dedizione che mettono quotidianamente nel proprio lavoro avessero il giusto riconoscimento. Vi fermerete qui, Anna da Silva? No, guardi, adesso con settembre sicuramente ripartiremo con altre manifestazioni fino a che non ci sarà la firma dell'intesa, e quindi speriamo, contiamo che a livello nazionale qualcuno ci ripensi e possa revocare la disponibilità alla firma, anche perché dalla base, dagli ospedali, il segnale è forte e chiaro: questo contratto non ci piace, non sa da fare. Linea alla regia, ora per la pubblicità, ci rivediamo tra poco, restate con noi. E torniamo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Il giallo della morte di Alex Marangon, querela e richiesta di risarcimento da parte della famiglia per il decesso del giovane morto nel corso di un rito sciamanico all'abbazia di Vidor. Nel diario di Alex, l'amore per la natura e i sogni da realizzare, nessun cenno ad un gesto estremo, dice l'avvocato della famiglia Tigani. Sentiamo. I risultati degli esami tossicologici, il diario, le sue frasi, i sogni di Alex Marangon ed una verità che la famiglia grida ormai da oltre un anno. Alex non si è ucciso, così l'avvocato Tigani ha annunciato la decisione della famiglia. È una denuncia querela che vogliamo depositare, con la quale diciamo una parte privata, quindi insomma i eredi, i genitori, la sorella di Alex, chiedano loro stessi la punizione di eventuali responsabili per la morte dell'amato Alex, come scrivevo, come dicevo. Parallelamente alla questione penale verrà portata avanti anche quella civilistica. L'ipotesi è la richiesta risarcitoria in ordine alle responsabilità per la morte del 25enne trovato senza vita il 2 luglio 2024 a Ciano del Montello. La famiglia, che ha potuto riavere il diario di Alex, ha letto le frasi del figlio di quella sera. Niente fa pensare ad un gesto estremo, ha precisato l'avvocato Tigani. Questa è fantascienza. Poi è tornato a parlare dei traumi riscontrati sul corpo del giovane, lesioni da colluttazione. Le cause, quelle, dice, spettano agli investigatori. Di certo la concentrazione di ayahuasca nel sangue di Alex era molto elevata e sintomo di una imminente, come dire, di un'assunzione di poco prima del fatto. Va anche detto che tutte le sostanze di cui è composta l'ayahuasca sono tabellate. Una cosa è certa, quelle droghe nell'abbazia di Vidor sono state portate. Di certo le responsabilità ci sono, non è un fatto di certo accidentale, con la prudenza che connota sempre il nostro modo di agire, cercheremo di dare il nostro contributo anche con la presentazione di una denuncia. Nel diario di Alex la ricerca di se stesso, i sogni di progetti da realizzare e poi quella parola scritta più volte, l'amore per la vita.
Ancora cronaca dal veneziano, ora con i carabinieri di Portogruaro che hanno notificato un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 47enne del posto indagato per atti persecutori nei confronti dell'anziana madre. L'indagine era scaturita dalla denuncia sporta dalla donna l'8 luglio scorso ai carabinieri. La vittima, che soffre anche di una grave malattia, ha riferito di subire dallo scorso giugno numerose vessazioni da parte del figlio che viveva con lei dal 2008. Sono stati così ricostruiti i maltrattamenti del 47enne, presumibilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, 47enne che avrebbe anche minacciato di morte la donna. La misura dunque decisa dal Tribunale di Pordenone è proprio quella del braccialetto elettronico. Dal padovano ora nascondeva in casa 3 kg di hashish. Il 35enne pakistano arrestato dalla polizia viveva nel quartiere Arcella. Si muoveva con fare sospetto, zaino in spalla, su una bici elettrica il cittadino pakistano arrestato all'Arcella dagli agenti della squadra mobile della polizia. L'uomo era stato notato pedalare con lentezza e rifare con atteggiamento guardingo il percorso per accertarsi di non essere seguito. Non è bastato, perché gli agenti lo hanno fermato nei pressi di un'abitazione di via Mozart dove l'uomo viveva. Nello zaino in spalla il 35enne aveva mezzo etto di hashish. In un secondo zaino nascosto nella camera da letto di panetti di hashish ce n'erano 30, altri 3 anche dentro un paio di scarpe, per un peso complessivo superiore ai 3 kg, che sul mercato al dettaglio, dopo essere stato diviso in dosi, avrebbe fruttato 50.000 euro. Per il 35enne, incensurato e con regolare permesso di soggiorno, è scattato l'arresto. Il questore ha disposto l'attivazione dell'ufficio immigrazione per la revoca del permesso di soggiorno. Indifferenza e intolleranza anche nei confronti delle idee è accaduto in 2 notti successive a Peron di Sedico, dove è stato vandalizzato un manifesto in solidarietà con i popoli piegati dalla guerra. Era stato affisso da Radio Più. Il messaggio non è stato gradito e dunque nottetempo mani mosse da viltà hanno vandalizzato per ben 2 volte il manifesto contro le guerre affisso da Radio Più in un'area di parcheggio al Peron di Sedico. Vogliamo ascoltare il silenzio delle bombe, diceva, tra l'altro messo in tempi non sospetti, molto prima che la situazione degenerasse. È stato strappato 2 notti consecutive. La prima sera abbiamo pensato, riattacchiamolo, chissà, forse è un caso. La seconda volta abbiamo capito che non si trattava di un caso. Non sono stati i temporali a strappare il manifesto. La prima sera è sparita la parte recante il messaggio contro le guerre, la seconda volta quella che riportava il nome di Radio Più. Un danno anche economico per la storica emittente agordina, da sempre in prima fila nel sociale. Tra l'altro non contro la guerra, contro tutte le guerre, perché come sai Tiziana ce n'è purtroppo più di una in questo mondo, e volevamo fare qualcosa di diverso, non il solito ascolta Radio Più che siamo i più belli, siamo i più bravi, ma abbiamo detto lanciamo un messaggio importante su una via di passaggio importante che è la 203 verso l'Agordino. L'episodio spiacevole e inquietante è stato denunciato ai carabinieri di Sedico, che avvieranno le indagini per l'identificazione del o degli autori del danneggiamento. Di nuovo in diretta andiamo a Rosà, in collegamento vedo la nostra Vanessa Banzato con la sindaca del paese, perché c'è grande discussione e polemica sull'impianto agrivoltaico di Travettore. Spiegaci tutto, Vanessa, a te. Buongiorno a te, tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, c'è parecchia tensione su quello che su quell'area che potrebbe ospitare l'impianto agrivoltaico. Siamo al parco rurale, Parco delle Rogge a Travettore di Rosà, un'area di 230 ettari. Questo impianto ne andrebbe a occupare 73 di ettari, proprio nel cuore, nel centro del parco. Un'area che è a confine tra i comuni di Rosà, ma anche Bassano, Tezze sul Brenta e Cartigliano.
Prima di parlare con la mia ospite, la sindaca di Rosà, Elena Mezzalira, io vorrei chiedere alla regia se manda un servizio realizzato da Ferdinando Garavello in cui si spiega proprio in cosa consiste questo impianto agrivoltaico. Sapete quanti sono 73 ettari? Sono 730.000 metri quadrati, ovvero 100 campi di calcio belli grandi. Oppure, per fare un paragone con qualcosa che tutti i giorni abbiamo sotto mano, 2 volte il centro storico di Bassano, compreso tra il Ponte Vecchio, il Caffè Italia, i Giardini Parolini e il Ponte Nuovo. Anzi, qualcosa di più del doppio. Ecco, questa è la dimensione dell'impianto fotovoltaico che potrebbe sorgere in tempi piuttosto rapidi nelle campagne di Rosà. Il progetto, che va sotto il nome di Rosa AVF, è già partito in regione e la documentazione è tutta caricata nel sito dell'amministrazione veneta. Così chiunque può andare a dare un'occhiata per farsi un'idea di quello che il privato proponente vorrebbe posizionare nel bel mezzo del parco rurale sovracomunale Civiltà delle Rogge. Il progetto prevede la posa di poco meno di 80.000 pannelli fotovoltaici in un'area compresa fra via Capitello a sud di Travettore, la provinciale 58, via del Rosario e le campagne di San Michele, in un piano che riguarda Rosà ma che interessa anche i comuni di Tezze sul Brenta e Cartigliano. Oltre a Bassano, non tanto per la documentazione protocollata in regione quanto per la faccenda del parco rurale. L'impianto, una volta completato e messo a regime, avrà una potenza complessiva di oltre 50 MW di picco e sarà collegato alla cabina di Cartigliano con un cavidotto di circa 3 km. Insomma, il progetto è importante e si allinea a quelli di grandi dimensioni già attivati in altre zone del Veneto. La notizia si è diffusa rapidamente, sono in tanti in questi giorni fra associazioni, privati cittadini e categorie produttive che stanno studiando il faldone per capire esattamente la portata di quello che appare come un progetto davvero gigantesco. L'iter, dicevamo, è avviato, ma pare che i comuni non si siano ancora espressi e che la partita sia appena iniziata con il fischio d'avvio. E il campo, in questo caso, è molto, molto grande. Un campo molto grande, Sindaca, quello che sta interessando questa situazione. Tra l'altro, ieri se ne è parlato, si diceva nella seduta consiliare, le opposizioni hanno presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti proprio a voi. Sì, abbiamo teso il Consiglio Comunale, credo sia il luogo principe per discutere di alcune tematiche così importanti per la comunità di Rosà. Purtroppo la minoranza è abituata a creare allarmismi, ad uscire sulla stampa anche prima di avere delle informazioni precise. La pratica è arrivata per una richiesta di CDU con riferimento ai terreni di quest'area, appunto, dove i privati propongono di realizzare un importante impianto fotovoltaico. Stiamo esaminando la documentazione insieme ai tecnici e stiamo approfondendo. Di sicuro c'è che in quest'area insiste un parco riconosciuto a livello regionale, parco rurale, e la Civiltà delle Rogge, quindi un'area che comunque potrebbe avere dei vincoli e quindi noi stiamo verificando appunto quali siano i presupposti per dopo poter esprimere le nostre osservazioni nella sede opportuna. Quindi dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista anche per quanto riguarda il comune stesso, vi sono dei vincoli precisi, è un'area destinata a parco, si parla di un piano ambientale che è stato approvato oltre 20 anni fa e quindi ecco noi andremo a sottoporre per la nostra competenza alla Regione quali sono i vincoli attualmente previsti sulla base appunto del nostro piano. Considerando anche il discorso della falda acquifera che passa proprio sotto quell'area. Sì, è un'area di ricarica a falda, come è stato insomma già ribadito molti anni fa, e quindi insomma noi andremo nelle sedi opportune ad esprimere, con l'aiuto appunto dei tecnici che stanno studiando il caso, ad esprimere quelle che sono attualmente i vincoli dal punto di vista urbanistico presenti per l'ente, insomma. Comuni limitrofi Bassano, Tezze e Cartigliano si stanno muovendo a pari passo con voi? Credo, se non l'hanno fatto anni fa con precedenti amministrazioni, sarà opportuno che lo facciano ora, che si interessino, appunto per aver modo di preservare quest'area che è una delle poche. Siamo abituati a trovare aree così vaste magari nella zona di Rovigo, nella nostra provincia sono aree importanti e sono polmoni verdi, vanno tutelati anche dal punto di vista paesaggistico ed è giusto farlo.
insomma, hai sentito anche tu, insomma, c'è il comune che è pronto, la giunta che è pronta a tutelare quest'area già protetta anche a livello regionale. Vedremo come si svilupperà la questione. Per il momento da Rosà è tutto, ti ricedo la linea. E con la cronaca ora, grazie intanto a Vanessa Banzato, con la cronaca ora noi torniamo nel Padovano per andare nell'Estense e parlarvi del blitz dei carabinieri e della finanza all'interno di una finta associazione culturale, trovata droga e lavoratori in nero, chiuso il locale. All'esterno sembrava un'associazione culturale, ma una volta dentro il locale era una discoteca con vendita di alcol e melassa per narghilè che veniva consumato all'interno. I carabinieri e la Guardia di Finanza di Este sono intervenuti in un club da tempo monitorato perché sospettato di svolgere l'attività non in regola. Durante il controllo sono stati identificati 35 avventori. L'esercizio commerciale non rispettava diverse prescrizioni imposte dalla legge. Sono stati infatti trovati 2 lavoratori in nero irregolari sul territorio perché entrambi con un provvedimento di espulsione. All'interno tabacchi di produzione extraeuropea venduti senza autorizzazione, trovati anche alcuni grammi di cocaina nascosti nel locale e nelle tasche di un cliente. I carabinieri del NAS che hanno partecipato al controllo hanno inoltre rilevato carenze di condizioni igienico-sanitarie per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Il titolare del club è stato denunciato e rischia una multa fino a 50.000 euro. L'Ispettorato del Lavoro ha disposto la sospensione dell'attività. Vandali in azione a Tre Baseleghe, dove sono state prese di mira nel mirino le panchine sistemate dai ragazzi del progetto Ci sto a fare fatica. Un gesto cretino, quelle panchine erano state sistemate e decorate lo scorso anno dal progetto Ci sto a fare fatica. Non usa mezzi termini Antonella Zoggia, sindaco di Tre Baseleghe, per comunicare la notizia dei vandalismi commessi sulle panchine del parcheggio di via Enrico Fermi, scritte spruzzate a bomboletta a copertura delle decorazioni realizzate probabilmente da coetanei degli stessi vandali. Nel frattempo sono iniziate le indagini. Polizia locale e carabinieri stanno visionando le telecamere dell'area per individuare i responsabili di quanto accade in questa zona del comune, dove si ripetono le denunce dei cittadini che segnalano il ritrovo di un gruppo di ragazzi che passano le serate a rompere bottiglie lasciando sporcizie ovunque. Di nuovo in diretta, ora andiamo a Venezia perché oggi pomeriggio sarà il, possiamo dire, momento della verità per quanto riguarda la questione dei borseggiatori in centro storico. Ci racconta tutto Filippo Fois. A te Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Effettivamente hai detto bene, sarà un momento della verità per quello che riguarda anche le intenzioni del governo Meloni per contrastare un fenomeno che a Venezia città, soprattutto nel centro storico, sta assumendo delle proporzioni estremamente preoccupanti. Questo pomeriggio, attorno alle 15:45, 2 sottosegretari della Lega Nord per Salvini, Premier, Molteni e Ostellari, sottosegretari alla giustizia, illustreranno infatti un pacchetto di provvedimenti che il governo intende adottare per contrastare i furti con destrezza. È stata scelta una fondamenta, la fondamenta Papadopoli, che si trova a ridosso di Piazzale Roma, che è una di quelle, tra l'altro, una delle zone che viene particolarmente presa di mira da parte dei borseggiatori, perché si tratta del luogo in cui naturalmente arrivano molti turisti ma anche tanti pendolari che vengono a lavorare a Venezia. Quale sia il pacchetto di provvedimenti in questo momento non lo sappiamo, possiamo intuirlo per esempio da alcune cose che capitano oggi, alle quali da tempo si dice bisognerebbe porre rimedio, per esempio il fatto che il derubato debba essere presente al processo. Se noi prendiamo in considerazione il fatto che Venezia e chi viene colpito dai borseggiatori è per la stragrande maggioranza un turista straniero, possiamo capire che in effetti questi processi non verranno mai celebrati. Ci sono poi diversi aspetti anche della famosa riforma Cartabia, per cui in questi anni e a gran voce è stato chiesto anche dalle associazioni come i cittadini non distratti che si battono contro questa piaga di porre rimedio.
Vediamo se, appunto, come si diceva, e ve lo racconteremo nei prossimi telegiornali, se si arriverà a dei provvedimenti che riescano ad essere davvero efficaci, perché poi quello che sapete, che dicono tutti e che poi anche la verità, possono anche essere fermati, arrestati, prendere un foglio di via, ma poi i borseggiatori li ritroviamo sempre al loro posto a compiere altri reati. Direi che per ora da Venezia è tutto. Marta, ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Restiamo nel veneziano, andiamo a Jesolo, andiamo sul litorale per parlare delle zone rosse, controlli e allontanamenti dalla località balneare. Il sindaco De Zotti annuncia che questa è la strada giusta per garantire sicurezza. Sentiamo. Centinaia le persone controllate, decine quelle allontanate grazie alle zone rosse. È il bilancio di metà estate tracciato dal sindaco di Jesolo dopo il provvedimento introdotto dalla prefettura che prevede controlli rafforzati nelle zone più calde della Movida con allontanamento di persone moleste. Siamo soddisfatti dell'effetto zone rosse perché hanno centrato esattamente l'obiettivo che insieme con il prefetto avevamo perseguito, ovvero quello di dare un messaggio chiaro che a Jesolo non si viene per creare disturbo agli altri, a se stessi o peggio ancora per delinquere, e quindi non essendo graditi si viene allontanati dal territorio. Le zone rosse, che come ricordiamo sono in vigore nei weekend e poi nel periodo centrale di agosto tutti i giorni, ci permettono appunto di dare chiaro questo messaggio. Le zone rosse sono attive in via Equilio, nell'area dell'autostazione ATVO e del vicino parco commerciale, quindi tra piazza Casabianca e piazza Marina, comprendendo piazza Mazzini e la zona delle spiagge. A questo si è accompagnato anche una politica molto forte da parte della questura, che ringraziamo, che è quella poi di trasformare una parte degli allontanamenti dalle zone rosse in veri e propri fogli di via. Quindi questo è il messaggio molto chiaro che vogliamo dare, e è un momento nella formazione di un messaggio di sicurezza molto forte che viene consolidato a Jesolo. Abbiamo tutti a mente cosa succedeva nel 2022, nel post-Covid, con molti episodi di violenza che quest'estate non ci sono più. Ovviamente dobbiamo tenere alta la guardia e continuare a perseguire questa strada. Regole che valgono anche per i minori dai 14 anni in su, per fermare sul nascere gli eccessi di baby gang, bulli e maranza. A preoccupare anche i furti sotto l'ombrellone, ma il sindaco De Zotti precisa che la situazione è sotto controllo. Non è comunque escluso che in futuro il comune chieda di estendere il provvedimento anche ad altre zone dell'Arenile. Ed ora il maltempo con il vertice che c'è stato ieri pomeriggio presso il comando dei Vigili del Fuoco di Treviso per fare il punto sulle esondazioni del fiume Meschio che hanno interessato Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un vertice voluto dal prefetto di Pordenone su richiesta del sindaco di Caneva per comprendere i problemi e la portata del Meschio, soprattutto per avere un protocollo simile di procedure di intervento. Tavolo tecnico che sarà replicato il 5 agosto prossimo, ma intanto un primo risultato è stato raggiunto. Però prima ci deve essere un'analisi puntuale che si farà già la prossima settimana sulle portate, per capire anche i dimensionamenti dei fenomeni, per capire poi successivamente quali sono le ulteriori procedure che possono essere messe in campo automaticamente, compreso un lavoro importante di pluviometri che nel corso del 2025 la Regione Veneto riuscirà comunque ad installare. E poi seguiranno le opere infrastrutturali per mettere in sicurezza i cittadini, come bacini di laminazione. Questo tipo di interventi che dovrebbero consentirci di rassicurare, in particolare per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, l'area del comune di Caneva. Sulle opere infrastrutturali, sull'eccezionalità degli eventi atmosferici si sofferma anche l'assessore regionale Bottaccin, che conferma che nel prossimo tavolo tecnico si cercherà anche di dare ai sindaci maggiori poteri di azione e spiega le prossime mosse. Non era mai accaduta una precipitazione nell'arco di un'ora così rilevante, perché il pluviometro più vicino a quel bacino ha segnato 99,2 mm nell'arco di un'ora su quel bacino, che uno è il recupero della ex cava Merotto, quindi adeguando le opere di presa, impermeabilizza, insomma con una serie di interventi, e questo riguarda in modo particolare il Meschio, ma anche un ulteriore bacino di laminazione alla confluenza del Friga e del Carron, che consente appunto di limitare i colmi di piena di questi due corsi d'acqua, che sono quelli che hanno messo in difficoltà il Meschio nell'ultimo evento. La Regione Veneto ha ancora 2 miliardi di euro da investire nelle infrastrutture, ma si augura che venga concesso lo stato di calamità per derogare a molti degli interventi necessari.
Genio Civile e società di gestione ora si ritroveranno la prossima settimana per attivare le soluzioni più immediate. Per esempio l'installazione di un pluviometro, di un idrometro e anche cercare di affinare tutte quelle procedure e meccanismi di messa in sicurezza che le paratie garantiscono. Ed ora andiamo nel Bellunese per parlare di un fenomeno che sta mettendo in allerta molti sindaci, quello delle moto che percorrono a folle velocità le strade di montagna. Tra i primi a lanciare l'allarme il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Cosa sta succedendo allora? Buongiorno a voi, e dal mare, non dalla montagna invece, in questo momento. Succede un fenomeno che ormai siamo abituati a riscontrare negli ultimi anni in particolare, ma da sempre, il grande traffico di moto, e in particolare negli ultimi 2 anni, in assenza completa di possibilità di utilizzare strumenti di accertamento della velocità, i famosi autovelox che tanto vengono criticati e tanto vengono anche in qualche modo impropriamente, ai quali si attribuisce impropriamente anche spesso la volontà di fare cassa da parte dei comuni, che se è vero in qualche caso ci può essere, in assoluto non lo è. Ecco, sprovvisti di questi strumenti noi siamo disarmati di fronte alla possibilità di accertare le violazioni, quindi tutti più o meno sanno che c'è il Tana liberi tutti, e quindi abbiamo sicuramente degli abusi e assistiamo a delle scene abbastanza preoccupanti. Per fortuna i motociclisti sono una categoria alla quale appartengo pure io, che non è da discriminare, sono persone come le altre che utilizzano un mezzo bellissimo. C'è tuttavia da prestare attenzione e da poter finalmente definire in maniera chiara come utilizzare e soprattutto da quando poter utilizzare gli strumenti, fin quando non verrà risolta la famosa questione omologazione e autorizzazione che ha bloccato di fatto gli strumenti. Noi siamo in mano alla buona volontà dei comuni e anche delle altre forze dell'ordine, con posti di blocco. Del resto, guardi, noi non possiamo pensare di tappezzare i nostri comuni di vigili o polizia locale o poliziotti carabinieri, perché non ci sono fisicamente, quindi inutile che si dica fate più posti di blocco. Non ci sono i vigili, i bandi vanno deserti, quindi noi non ne abbiamo, per cui facciamo quello che possiamo con gli strumenti che abbiamo. Se qualcuno la sa fare meglio, la sa più lunga, venga al posto dei comuni, al posto dei sindaci e gestisca la situazione, perché francamente io, tra sindacati che fanno delle uscite del tutto fuori luogo, tra cittadini che ci accusano di voler fare solo cassa e di fregarcene del resto, tra questo e quello, io comincio a essere stanco dell'indifferenza peraltro dello Stato di fronte a situazioni ovvie alle quali però forse per consenso non si vuole dare risposta. Il Tana liberi tutti è l'esempio di uno Stato che non vuole assumersi la responsabilità di metterci la faccia e di porre fine a un problema che non riguarda solo le moto, ma riguarda anche le macchine. Permetteteci di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica di chi vive la montagna, dei turisti e di tutti. Ecco, tra l'altro sindaco, è un problema, ne abbiamo parlato proprio all'inizio del nostro telegiornale, collegandoci con i nostri inviati a San Polo di Piave, un problema che come dire riguarda tutti, non solo la montagna, anche la pianura. In questo caso stavamo parlando di un incidente che si è verificato nella notte appunto in questo comune del Trevigiano, gravissimo, un ragazzo. In quello stesso posto una decina di giorni fa c'era stato un altro grave incidente, l'autovelox è stato spento, quindi purtroppo è una situazione che accomuna un po' tutti i comuni, no? in questo momento così di incertezza normativa, con l'aggravante diciamo per la montagna che d'estate soprattutto ovviamente il traffico aumenta a dismisura, moltissimi motociclisti ma anche vetture come lei diceva si riversano dalla pianura e scambiano i tornanti e le strade di montagna per dei circuiti motociclistici, no? Guardi, gli incidenti e i morti c'erano anche prima quando i velox funzionavano, non possiamo non dare giustamente le informazioni per come vanno date. Tuttavia è evidente che aver dato il messaggio che sono spenti o comunque non possono essere utilizzati, anche se c'è chi li usa, attenzione, poi vengono fatti i ricorsi, ma questa è un'altra storia di cui parlare magari in un altro momento. È tuttavia appunto vero che sapere che non c'è uno strumento che rileva 24/24 la velocità dei veicoli, quindi fa le multe, è sicuramente un elemento
ragionamento che non porta a dire beh aspetta che vado più piano. Infatti il tema vero qual è? Nel mio comune ad esempio io non posso installare gli autovelox, quelli fissi, no, i famosi pali, perché non vengono autorizzati. Anche quello è un tema sul quale discutere, perché nei centri abitati francamente è necessario poterli mettere. La gente passa anche 80-90 all'ora quando i vigili non ci sono, perché non possono stare lì 24 ore su 24. Però insomma ce n'è ci sono tante cose da fare. Poi mi chiedono i dossi, ma i dossi non possiamo metterli nelle strade provinciali perché la provincia Veneto Strade non li autorizza. Insomma c'è un po' di confusione, basterebbe la volontà di voler risolvere i problemi uno alla volta. Grazie Sindaco, è proprio così, basterebbe la volontà di risolvere i problemi. Grazie a Camillo De Pellegrin, Sindaco di Val di Zoldo, una buona giornata a lei, grazie per essere intervenuto. Un saluto, noi ora ci chiede subito la linea, ce la richiede anzi la linea per un fatto di cronaca che si è verificato proprio poco fa, il nostro Christian Arboit da Codognè. È successo un infortunio domestico, credo di capire. Christian, a te la linea, che succede? Sì Marta, siamo arrivati da qualche minuto qui a Codognè, le porte di Codognè, siamo lungo la Cadore Mare all'altezza dell'intersezione con via Molino di Sopra per un incidente a quanto pare domestico, un anziano, un ottantenne che sarebbe scivolato mentre raccoglieva dei cachi da una scala, una brutta caduta, ferite gravi, è arrivato l'elisoccorso e pochi istanti fa si è elevato in volo. Quest'uomo è stato portato al Cafoncello dove con ogni probabilità sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Queste le informazioni che siamo riusciti a raccogliere. Qui con me si è subito recata qui sul posto la sindaca di Codognè, Jessica Masini. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Sì, sono venuta allertata dai residenti che mi hanno detto di aver visto l'elicottero e quindi mi sono recata qui per capire quale fosse la situazione. Chiaramente al momento la priorità va alla salute del nostro concittadino, quello che gli auguriamo è sicuramente di rimettersi nel più breve tempo possibile. Un abbraccio e una vicinanza alla famiglia, siamo qui anche per questo. Ecco, l'uomo Marta è stato stabilizzato, così ci hanno assicurato i sanitari, appunto l'elicottero si è elevato in volo. È da escludersi un incidente sul lavoro, ma appunto un incidente domestico in uno dei giardini che sono appunto affacciati su questa via Molino di Sopra. Lo ripeto, siamo praticamente affacciati sul Treviso Mare. Grazie al sindaco Jessica Masini, chiaramente tutti i dettagli e gli aggiornamenti nel corso delle edizioni serali dei nostri telegiornali. A te la linea nuovamente Marta. Grazie Christian Arboit con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buona giornata nuovamente in diretta. Proseguiamo con la politica, vediamo subito quello che è l'esito del nostro sondaggio di ieri. Regionali, nuove tensioni, il centrodestra si divide, la domanda alla quale vi avevamo chiesto di esprimere il vostro parere. Bene, il 47,1% dei telespettatori che hanno chiamato i nostri numeri si è espresso per il sì, il 52,9% per il no. Ed intanto sulla questione della lista Zaia è intervenuto nelle ultime ore il presidente della Regione Veneto. Non oso immaginare una lista Zaia fuori dal centrodestra, ha detto, in quello che sembra un avvertimento al tavolo che sarà nuovamente convocato nelle prossime ore. Sentiamo. Se il centrodestra non accetta la lista Zaia non può essere presentata, perché deve avere una firma di accettazione da parte del candidato presidente. Questo lo spieghiamo perché c'è qualcuno che è convinto che a prescindere uno possa fare una lista civica e salire sul treno. Non funziona così. E quindi se il centrodestra dice di no, se non c'è questa firma, c'è il rischio che la lista Zaia vada al di fuori del centrodestra, corra fuori dal centrodestra? Ma guardi, io non voglio neanche commensurare questa ipotesi. Penso che ci siano i tempi e la maturità per fare una valutazione seria, di continuare come si è sempre fatto. Questa è una civica che mi segue
da quando ero in provincia e non ha, ripeto, non è un soggetto politico. Non vuole nemmeno immaginare una lista Zaia fuori dal centrodestra, Luca Zaia, ma non volerlo immaginare in politica non significa automaticamente escluderlo, e questo nelle ore in cui il forzista Antonio Tajani dice che la lista Zaia non è una buona idea e il leghista Matteo Salvini parla di mera discussione giornalistica. Sullo sfondo l'imminente tavolo del centrodestra chiamato a sciogliere il nodo regionali, candidato presidente in testa, il terzo tavolo in 10 giorni. Penso che siamo ancora al riscaldamento a bordo campo. Quando si inizierà a parlare sul serio è ovvio che io porrò la questione di una lista Zaia, che è un fatto di rispetto e di sensibilità nei confronti di una grande parte dell'elettorato che altrimenti rischia di non andare a votare. Insomma, Zaia a Castelfranco per la nuova radiologia dello IOV non molla e anzi rilancia. Con lui si schiera buona parte dei colonnelli. Io però credo sia un errore madornale rinunciare alla lista Zaia, perché è un patrimonio di consensi che abbiamo in Veneto grazie al lavoro che il presidente Zaia ha fatto. Una discussione che per il centro-sinistra, a partire dal segretario Dem Andrea Martella, significa solo una cosa: che sul Veneto decide Roma, alla faccia dell'autonomia. Sorprende assistere a questo teatrino per cui la vera autonomia non esiste, ma la si subisce da una cena di non veneti che decideranno il nome del candidato di centrodestra. C'è poi l'altro nodo, quello della data delle regionali. Zaia crede ancora in una sorta di election day, escluse Marche e Valle d'Aosta, dove si voterà a fine settembre. Sento gli altri colleghi che comunque sono in linea per trovare una data comune. A questo punto daremo vita a una sorta di election day de casa nostra, no? Ce la faremo noi. Progetto del bacino del Vanoia e nuovi carotaggi. Da Belluno il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi chiede un incontro al consorzio di bonifica Brenta. Illuso chi pensava che il progetto della diga del Vanoi fosse oramai morto e sepolto. Recentemente a Pian di Mottes, nei pressi di Canal San Bovo in Trentino, sono state notate frenetiche attività di trivellazione e carotaggio proprio nel sito che prevedeva l'alternativa progettuale da 20 milioni di metri cubi d'acqua al serbatoio del Vanoi, attraverso la costruzione di un manufatto di terra e cemento armato tra le pareti del Monte Totoga e il Tesino. Il consigliere regionale veneto di Europa Verde, Renzo Masolo, allertato dai comitati, ha presentato un'interrogazione a Palazzo Ferrofini e una lettera nelle scorse ore è stata inviata dal consigliere delegato alla difesa del suolo della provincia di Belluno al commissario straordinario e al direttore generale del consorzio di bonifica Brenta, per richiedere formalmente un incontro in merito al progetto per la realizzazione del bacino del Vanoi. Una richiesta che si inserisce nel contesto delle recenti notizie riguardanti i carotaggi eseguiti nei giorni scorsi in Val Cortella. Interventi che hanno suscitato preoccupazioni tra le comunità locali e anche alle istituzioni del territorio. La provincia di Belluno, che sul tema si è espressa con 2 delibere consigliari di segno contrario, chiede informazioni precise e stringenti sull'iter progettuale e sulle finalità degli interventi in corso. L'obiettivo dell'incontro quindi è quello di aprire un confronto trasparente con il consorzio di bonifica Brenta affinché le istanze del territorio vengano ascoltate e considerate in ogni fase del procedimento. Il consorzio Brenta, senza presidente e senza CDR eletto, al momento è retto da un commissario inviato dalla Regione Veneto. È stato il Consiglio di amministrazione uscente a chiedere e ottenere il finanziamento dal Ministero dell'Agricoltura per la progettazione. Senza la chiusura dell'iter, il rischio è quello della perdita del contributo governativo, quasi 2 milioni di euro, per mettere sulla carta un invaso che nessuno vuole. L'accordo tra Unione Europea e USA sui dazi al 15%, se da un lato scongiura rischi peggiori, comunque va a creare un impatto forte sull'economia di territori vocati all'export come il Veneto. Le imprese chiedono misure di compensazione.
Dopo mesi di discussioni, l'accordo sui dazi USA al 15% mette fine all'incertezza e al rischio di tasse doganali al 30% dal 1 agosto, ma non soppisce i timori per il futuro delle imprese, soprattutto quelle che esportano. Dazi al 15% per le merci esportate negli Stati Uniti dall'Unione Europea sono comunque il triplo rispetto ai dazi medi dell'era pre-Trump, fissati al 4,8%, a maggior ragione per un'area produttiva strategica per l'export italiano come il Veneto, di qui le richieste delle categorie economiche. L'Europa deve continuare a negoziare perché sarà complicato anche comprendere tra soglie minime ed esenzioni quali prodotti potranno essere meno impattati o esentati dalla misura. È chiaro che per tutti i prodotti rimanenti bisognerà pensare a delle misure di bilanciamento rispetto a una penalizzazione del più grande mercato overseas per la nostra regione. Preoccupazione anche da parte delle imprese artigiane su un totale di oltre 64 miliardi di euro di Made in Italy esportati negli Stati Uniti, riporta una nota di Confartigianato regionale. L'11,1% porta il marchio Made in Veneto, cosa che rende ancora più urgente un'azione politica decisa a tutela delle micro e piccole imprese artigiane, anche perché si rischia l'effetto domino su tutta una serie di aziende che non esportano direttamente negli USA, ma ad esempio realizzano componenti per filiere più complesse, come ad esempio l'automotive, che successivamente finiscono nel mercato americano, e cercare altri sbocchi non è cosa che si realizza dalla mattina alla sera. Le imprese, non tutte, anzi probabilmente molto poche, sono organizzate finanziariamente ed economicamente per sopportare eventuali cali di richiesta dovuta ai dazi. È chiaro che gli interventi che deve fare l'Unione Europea e lo Stato italiano è quello di cercare di sopperire in questo momento con azioni di, mi viene in mente la defiscalizzazione, l'accesso al credito, insomma misure che possano far sì che l'azienda superi questo momento fin tanto che le cose cambiano, ad esempio negli USA, oppure si riaprono nuovi mercati. Emblematico l'esempio della provincia di Treviso, seconda in Veneto per l'export verso gli Stati Uniti. Il mercato USA pesa per 1/10 del totale, quindi è un mercato importante. Tanto per dare un'idea, fatti 15 miliardi in marca trevigiana dell'export, l'export USA pesa 1,3 miliardi, 1,4 miliardi. Posa della frasca all'ospedale di Castelfranco per la nuova sede della radioterapia dello IOV. 4 i bunker dotati delle attrezzature tecnologiche più all'avanguardia per la cura dei tumori. Cure oncologiche avanzate. Con la cerimonia della posa della frasca prende corpo la nuova sede della radioterapia dello IOV presso l'ospedale San Giacomo di Castelfranco. Oltre 29 milioni e mezzo di investimento per la realizzazione di 4 bunker, 2 al grezzo e 2 già terminati, che ospiteranno attrezzature all'avanguardia per la cura dei tumori. 4 macchine supportate da risonanza magnetica e TAC, tra le più avanzate dal punto di vista tecnologico, grazie a sistemi di imaging di ultima generazione e soluzioni per trattamenti di grande precisione, altamente personalizzati e meno invasivi. Il Linac con RM che è stato acquistato per un valore di 9 milioni di euro è forse l'attrezzatura più all'avanguardia per la radioterapia, perché consente una terapia mirata sostenendo la parte sana del paziente. Ogni giorno verrà fatto il centramento prima di ogni prestazione e a riduzione di organo bersaglio si ridurrà anche il raggio di azione. Un'opera attesa da tempo a Castelfranco e che, dopo un rallentamento per ritrovamenti archeologici negli scavi, dovrebbe ora procedere secondo cronoprogramma. Penso che verso la fine dell'anno dovrebbe essere completata la struttura. Parallelamente so che stanno lavorando per l'acquisizione dei macchinari e quindi io credo che nella primavera del prossimo anno verosimilmente si possa pensare di averlo in funzione. Cimice asiatica, la CIA di Padova lancia l'allarme dopo i danni subiti dalle coltivazioni di mais della zona della Bassa Padovana. La grandinata che ha colpito una parte dei colli nei giorni scorsi ha danneggiato vigneti e ulivi.
Ora non si accontenta più solo di danneggiare la frutta e la verdura di cui si nutre. La cimice asiatica sta provocando danni ingenti anche ai campi di mais. A farne le spese le coltivazioni nella bassa padovana, dove la cimice asiatica ha già danneggiato il 50% della produzione dei campi. L'allarme viene lanciato dalla CIA. La cimice la vediamo anche nei campi di mais e quindi nei seminativi. Anche questo è un grosso danno agli agricoltori che hanno la necessità oggi di difendersi contro questo insetto, che tra l'altro non è possibile difendersi utilizzando prodotti fitosanitari convenzionali. Il caldo anomalo di fine giugno ha creato un habitat naturale per questo insetto, che ha cominciato ad attaccare anche colture non tradizionali, danneggiando il mais e rendendolo inutilizzabile. L'associazione di categoria degli agricoltori chiede un intervento per tutelare le aziende. Ci vogliono finanziamenti, si deve intervenire su un'assicurazione specifica per quanto riguarda questo tipo di danni, e su questo ovviamente deve intervenire il Ministero mettendo dei fondi particolari. Assicurazioni che devono essere agevolate per gli agricoltori anche per proteggersi dalle conseguenze di eventi atmosferici gravi come piogge sempre più violente, non ultima la grandinata sui colli ugani delle scorse ore. Per viti e oliveti è iniziata la conta dei danni. Oggi i danni sono dal 20 al 30%, sono aziende molto specializzate e quindi oggi vi è la necessità di intervenire su questo aspetto. Guardi, anche su questi cambiamenti climatici e tutto il resto sono elementi determinanti per le aziende agricole. Oggi le aziende hanno sempre più necessità delle assicurazioni e su questo si deve intervenire in maniera concreta da parte del Ministero per agevolare l'attività assicurativa. Una storia ora brutta che però fortunatamente ha avuto un lieto fine, è quella dell'anziano proprietario di un'aia piena di galline e di pulcini che era stato derubato di tutti i suoi animali. Dopo il servizio delle reti Media Nord-Est, alcuni telespettatori hanno deciso di donare nuove galline all'anziano. Vediamo. La felicità di Tony, la vera felicità, quella che sta nelle piccole cose, in un gesto di generosità, di amicizia. Gli hanno regalato delle galline e per lui è una grande gioia, come grande è stato il dolore quando qualcuno gli aveva rubato le sue. E allora torniamo indietro di qualche giorno, al principio di questa storia. Si è preso dei delinquenti. Perché se mi domandava una gallina che regalavo. Avevamo incontrato Tony dopo il furto di una quarantina di polli e pulcini che per lui erano una compagnia, degli amici che accudiva tutti i giorni. Aveva affidato a un cartello affisso al cancello dell'aia un messaggio per i ladri: siete dei delinquenti. Tony Marin lo conoscono tutti qui a Bertesinella, quartiere est di Vicenza, che lui nei suoi 92 anni di vita ha visto trasformarsi da aperta campagna in piena città. Ma la vita ha una sua magia. Dopo il servizio andato in onda su Rete Veneta, 2 nostri telespettatori hanno deciso di acquistare 6 galline e un gallo e li hanno portati a Tony. Un atto di cuore, gratuito, autentico, lontano dalle luci della ribalta, tanto che ci hanno chiesto di non essere ripresi e questo riservo rende il loro gesto di altruismo ancora più nobile. Pensate che per restituire il sorriso a Tony sono arrivati qui sin da Bassano. Da Bassano? Mare. Ah, non ci credo, mi fate piangere. Si commuove Tony e i suoi occhi buoni si bagnano di lacrime. Lacrime di gioia, sì, perché lui gli animali li ha sempre amati e conserva ancora le fotografie di quelli che negli anni ha curato con tanto amore. Ora i 2 benefattori portano le galline e il gallo con un sacco pieno di mangime nell'aia. Ma che bella questa qua, grazie. Erano così le ultime che mi hanno rubato. Guarda che roba, adesso ho dovuto mangiare. E così questa storia, grazie al cuore grande dei 2 benefattori, a cui forse se ne uniranno altri, termina nel migliore dei modi. Tony ha nuovi amici animali di cui prendersi cura. Grazie ai signori di Bassano, non avrei mai pensato. Rete Veneta, tanti saluti e grazie per la preoccupazione e il servizio che avete fatto. Grazie invece a Tony, grazie per l'insegnamento che ci ha lasciato, quello di trovare la gioia e la felicità nelle piccole grandi cose, a volte invisibili, ma che sono l'essenziale della vita.
Nel centenario della sua nascita, Venezia ha ricordato l'amato patriarca Marco Cè, scomparso nel 2014, attraverso un libro che ripercorre gli incontri avuti dal cardinale ed il suo dialogo con i laici e anche con i non credenti. Gli incontri in cui apriva con familiarità la sua casa in Campo San Barnaba a Venezia e meditava la parola anche con i laici e i non credenti sono sempre stati un tratto distintivo del magistrale apostolato a Venezia del cardinale Marco Cè, patriarca finissimo dal punto di vista teologico e culturale e al tempo stesso anche uomo buono, umile e aperto al dialogo con tutti. Lo racconta il libro Un patriarca per amico, pubblicato nel centenario della nascita l'8 luglio 1925 dell'amato pastore. Il volume a cura di Franco Conte, con prefazione del presidente della CEI, cardinale Matteo Maria Zuppi, è stato presentato alla Lume 9 di Mestre. Conte ai relatori, oltre al curatore Franco Conte, lo storico Carlo Urbani e il giornalista Paolo Possamai. Mi telefonò una sera per propormi di partecipare a un tavolo sulla lettura e sul confronto, la riflessione sul Vangelo di San Matteo. Devo dire che rimasi stupitissima. Raccontare anche il rapporto che avevo con lui, anzi soprattutto il rapporto che avevo con lui, che è stato un rapporto di amicizia, di figliolanza, è stato un padre fondamentalmente e mi commuove ancora oggi a pensare. Abbiamo pensato nel momento in cui è diventato patriarca emerito, era già un padre spirituale da tempo, avevo avuto la fortuna di essergli amico. Al parroco dell'uomo, Monsignor Gianni Bernardi, il patriarca Francesco, fuori diocesi per impegni, ha affidato un grato messaggio di saluto. Ci porta a ricordare questa luminosa figura di uomo e di sacerdote. Nato in un umile borgo della campagna lombarda, ha saputo dare i suoi frutti nella vita sacerdotale nella sua diocesi d'origine, in particolare come rettore del seminario di Crema. Grande successo a Bassano del Grappa per la seconda edizione del Summer Camp, una 2 giorni interamente dedicata alle giovani donne. Laboratori, workshop, attività di yoga, dibattiti, questo è Summer Camp, progetto giunto alla seconda edizione, promosso dagli Club Sor Optimist Milano Net Lead, rivolto a ragazze dai 18 ai 23 anni. Una full immersion lungo un fine settimana ospitato in Villa Angaran San Giuseppe per prendere coscienza, assieme ad esperte, del significato d'essere donne oggi, spiegando alle giovani tutte le potenzialità di un femminile troppo spesso schiacciato da una cultura patriarcale che a vari livelli domina ancora nella nostra società. Siamo un grande network e vogliamo trasmettere alle ragazze questa idea che insieme si possa fare. Il tema della sorellanza per noi è centrale. Cominciando proprio anche dal linguaggio. Assolutamente, il tema del linguaggio è centrale. Noi appunto riteniamo che finché una cosa non viene pronunciata, detta, scritta, non esiste, quindi il linguaggio al femminile esiste, c'è, è declinabile e noi lo facciamo attraverso le nostre attività. Il nostro target è specifico, proprio tra i 18 e i 23 anni, che è quel periodo importante della vita di ciascuna in cui si compiono le prime scelte, ci si inizia a riconoscere nella propria persona, nella propria corporeità e il workshop va in questa direzione. Il sogno qual è? Il sogno è quello di replicare Summer Camp in tutte le città d'Italia, quindi il progetto è che venga replicato, sia replicabile affinché quante più ragazze possibile possano vivere questa esperienza. Siamo al termine di questa prima edizione dei nostri notiziari. Prima di salutarci un'occhiata alla nostra programmazione serale. Questa sera dalle 21 torna l'approfondimento politico di Ferdinando Avarino con Ring. Ospiti questa sera Giacomo Di Landi del Partito Democratico, Alessandro Manera della Lega, Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia ed Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. È tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Buon pomeriggio.